Dell'anno scorso abbiamo un più 400% rispetto alle casse integrazioni. Fortunatamente le mobilità, cioè i licenziamenti, sono rimasti abbastanza contenuti. Il settore più tartassato è quello metalmeccanico. Qui in provincia di Treviso abbiamo avuto situazioni che riguardano la Plastal, che riguardano l'Electrolux, prima quelli più grossi, che riguardano la Bergo a Castelfranco, e però poi c'è anche quello della situazione del sistema moda, la tecnica, la Diadora, adesso ci sono le casse integrazioni, la Replay, cioè in buona sostanza ci sono una situazione di disagio molto diffuso in questi due settori. Anche il settore del commercio non se la passa bene, calo delle vendite per 6 commercianti su 10, fatturato a picco, quando va bene stabile ma di certo non in crescita. I dati forniti dall'Ascom Trevigiana parlano chiaro: per il 56% degli operatori le vendite sono in calo, per il 38% sta andando giù anche il fatturato. Sul fronte dei consumatori le note più dolenti. La crisi comincia a mangiarsi anche la qualità. Il 33% dei trevigiani si dice disposto a sacrificare la qualità in nome di prezzi più bassi e va a caccia di sconti e promozioni. Un dato preoccupante secondo l'Ascom è quello riguardante il credito al consumo. Solo l'8% del campione registra un calo del ricorso a carte di credito e pagamenti rateali. Un commerciante su 4 nota invece un ulteriore incremento della tendenza a posticipare i pagamenti. Si spera allora nell'intervento governativo per far girare quest'inverno la ruota dei consumi, con la detassazione delle tredicesime ad esempio, ed un sostegno alle famiglie in difficoltà. Per affrontare questa situazione, per esempio, una delle ultime recentissime iniziative che sono state fatte da Confcommercio, ma non solo Treviso, questa parte proprio dalla Confcommercio nazionale a Roma, è una spinta fortissima per cercare di ottenere dal governo misure che possono aiutare i lavoratori. In primis si è cercato di proprio sollecitare il governo per quanto riguarda la detassazione della tredicesima.